Ho scelto la città di Sorrento. Sorrento è la terra di calore. Si trova al sud in Italia a Amalfi Costa. Un luogo di importanza al Sorrento è la cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, originale a costruito nel XI secolo e dopo riedificato al XV secolo in un stile romanico. Il chiesa è decorato con il campanile e un orologio in cima. Indietro si trova l'opera di arte da Nicola Maliconico, incluso 4 patroni biscopsanti. Vicino alla città si trova un altro luogo storico e Pompei. Pompei è una città antica che ha coperto con cenere vulcanica. La vulcano di Vesuvius è conosciuta il più pericoloso vulcano perché è molto attivo. A 79 AD Vesuvius erutto e coprì la città. A 1784 la città ha scoperto e mostrato gli edifici e persone che hanno conservato. Il terzo luogo storico è la Duomo della Santa Maria del Carmine. La chiesa è stata costruita su un sito dove si dice che 9 persone sono state uccise lo stavano perché erano cristiani. Da allora Sorrento è locato al sud di Italia. Il mare ha una grande parte della vita. L'Amalfi Costa è una grande spiaggia che rigato con i negozi e case. È una destinazione popolare per le vacanze e i turisti. Un'altra destinazione per i cittadini è la Marina Grande. La Marina Grande è il più grande marina in Sorrento. Nella marina si trova i ristoranti e i mercati di pesce. Si trova anche flotta di barche di legno. Finalmente la piazza Tasso è una piazza molto popolare. È il cuore di Sorrento. È dedicato a Torquato Tasso, un poeta. La piazza è piena con i negozi e ristoranti. Nella piazza si trova la statua famosa di Sorrento, si chiama la statua del Tasso. Lui è un nativo di Sorrento ed è onorato in tutta città. Un'altra persona che è famoso in Sorrento è Maxim Gorky, un scrittore sovietico. Lui ha abitato in Sorrento scampare a repressivo sovietico Unione. Sorrento produce molti articoli e cibi, incluso l'arance, le pesce, i profumi, le uova e finalmente i limoni. Puoi fare limoncello con i limoni, è molto popolare in Italia. Una tradizione speciale a Sorrento è la notte della Venerdì Santo. Vestita di abitudini e cappuccini neri, gli uomini camminano silenziosamente e solennemente davanti alla statua della Madonna e il simulacro di Cristo portano avanti la loro spalla. Sorrento è in silenzio completo. Luci e spengono, i negozi chiudono e le serrande e monarchi in cappuccini procedere con la marcia lenta e descrivia.
Per di più, la città di Sorrento è molto importante a Italia. Ha molto storico e anche produrre molti articoli e cibi. Finalmente è una grande destinazione per i turisti e anche i cittadini d'Italia.